In testa c'è una tempesta, baby dai ti prego resta, nei tuoi occhi ci rivedo quando sto con te. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del calciomercato, Battle Napoletano, come state oggi? Spero tutto bene. Allora, giù, questo video è incentrato sul calciomercato, varie news che stanno uscendo, tra virgolette, che mi sono arrivate sul calciomercato e io vi riporterò. Allora, giù, prima di iniziare, fatemi sapere come vi è sembrata la sigla di questo video. La metterò sia all'inizio che alla fine, probabilmente. Non lo so quando editerò questo video cosa terrò in testa, vabbè. Però siate sicuri che ogni inizio video uscirà questa canzone. No, questa canzone, questa sigla, eh. Poi può essere che a volte tengo genia di metterla anche alla fine, a volte no. Vabbè, direi di iniziare. Allora, partiamo soprattutto con un tema che sta riscaldando i tifosi della Roma, cioè il riscatto di Malen per circa 25 milioni di euro. Sì, 25 milioni, no, ma non mi ricordavo il prezzo del cartellino, non mi è venuto a mente dopo. Vabbè. Grande acquisto fatto a gennaio per la Roma e ora penso che Malen abbia dato le garanzie per il riscatto alla Roma da parte della Roma. Poi Neuer, il portiere tedesco attualmente gioca nel Bayern Monaco, vuole prolungare il suo contratto col Bayern fino al 2027. E ricordo che c'è anche l'Al Nassr su di lui e anche l'Inter Miami. Poi Inter Miami che è su anche un giocatore del Manchester United, cioè cioè Casemiro, centrocampista difensivo. Rimanendo al tema United, lo United ha superato l'Atletico Madrid, che è stato eliminato ieri dalla Champions, ha superato come si chiama? Ha superato l'Atletico nella trattativa per l'acquisto di Ederson dell'Atalanta. L'Atalanta ricordo che chiede circa intorno ai 45-50 milioni. Ultima notizia sullo United è che il Galatasaray è interessato a Fernandez che sì, è propenso a rinnovare, però ha detto sì, io voglio rinnovare, però se mi capita un'offerta Caricis, guarda, ma mi conviene la Turchia, pure da un'altra parte io ci andrò. Poi Rudiger è ad un passo da rinnovare con il Real Madrid fino al 2028. Se non sbaglio è appena ritornato dall'infortunio, ma non mi vorrei sbagliare, ditemelo qui sotto nei commenti. Poi Sarri, come sapete, in questi giorni si è fatto il nome di Sarri e sarà preferito di Aurelio De Laurentiis. Se ritorna Sarri, mamma mia, giocherì il calcio più bello al mondo. Vabbè. Nel nome preferito di Aurelio De Laurentiis per il vice Conte, però ci sta anche Italiano che è in pole position per il nome della panchina, per un nome per la panchina del Napoli. Poi, rimanendo sempre in tema Napoli, vi comunico che il Napoli non riscatterà il Gifel perché non per un fatto di prestazioni, perché ha fatto tutti i ruoli, manca solo che faccia il portiere e il difensore terzino. Vabbè, ma perché il Napoli con i riscatti di Hollywood che sono tipo quasi 50 milioni, Napoli ha messo circa 130 milioni di euro per il mercato estivo, sono 50 milioni per Hollywood, 25 milioni per il riscatto di Allison, altri 30 per il riscatto di Lucca
di 25 se non sbaglio per il riscatto di Noalang, che sono la maggior parte obblighi di riscatto. Se non sbaglio solo il diritto, c'è diritto di riscatto solo per Oliund e Lucca, mo non mi vorrei sbagliare. Cioè no Lucca, scusate, Santos e poi quell'altro, la giovane, che il Napoli non so se lo riscatterà, ma vabbè. Poi Jones si è parlato di un addio dal Liverpool e il difensore ha dato apertura all'Inter. Poi ci fermiamo qui con le notizie. Vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di queste notizie di calciomercato. Ciao, aiuto.